Va ora in onda Sic et Non, riparsenso contro il politicamente corretto di oggi, con Marco Tognini. Open Your Eyes, cari amici di Radio Libertà, un nuovo appuntamento con Sic et Non per sviluppare qualche ragionamento sulle notizie della settimana, per capire che cosa il pensiero unico woke ci vuole nascondere, per analizzare poi alcune fra le, diciamo, le tematiche che da sempre ci interessano. Innanzitutto quella migratoria, ma comunque un saluto a tutti voi da una Milano anche, voglio dire, stranamente calda, aperta, con un bel sole, una Milano olimpica dove insomma le cose vanno bene anche per il medagliere azzurro. Dopo ne parliamo comunque del medagliere azzurro, ma entriamo subito sul tema che ci siamo scelti, che è soprattutto quello un po' delle cronache di invasione, che cosa si sta facendo per insomma evitare il peggio, ecco. Notizia interessante di questa settimana, oltre ovviamente al nuovo pacchetto sicurezza, è il via libera da parte dell'Unione Europea, con un lavoro diplomatico molto importante da parte del governo italiano, per la cosiddetta lista dei paesi sicuri, che comunque comincia a consentire tutta una serie di interventi sulle espulsioni, ma anche sulla presenza di quei CPR all'estero, così tanto criticati poi soprattutto dalla sinistra, diciamo. Ecco. Vi ricordo che se volete proporre argomenti, intervenire, confermare, commentare o criticare, ci potete chiamare come sempre allo 02 92 94 72 22 per intervenire molto volentieri. Vi dico io in diretta, cercherò anche di darvi nei limiti del possibile una risposta per quanto mi è di competenza, diciamo, ecco. Quindi assolutamente attendiamo come sempre i vostri interventi, non siate timidi. Via libera alla lista dei paesi UE perché è importante, perché cambiano le norme, sostanzialmente le norme di asilo. Nell'elenco ci sono, diciamo, non sono molti questi paesi, sono Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. Sono per il momento, ma potrebbe allargare questo elenco, gli stati che l'Unione Europea ha designato come paesi d'origine sicuri, secondo poi le definizioni che hanno dato i relatori. È quindi possibile creare appunto questo elenco UE, insieme poi allo spazio, come vi dicevo, degli hub per migranti, molto molto criticati, ma presenti, insomma, perché poi lo fa l'Australia, lo fa il Regno Unito, lo fanno gli Stati Uniti, insomma è un modo pragmatico di affrontare il tema. È una proposta che è stata appunto approvata questa settimana dal Parlamento europeo con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astensioni, con una maggioranza di blocco una volta tanto che potremmo definire di centrodestra, seppure inedito europeo, quindi con il PPE, una piccola parte dei liberali e i sovranisti nelle varie declinazioni, diciamo, del centrodestra. Chi proviene dunque da questi paesi, da questa lista dei paesi sicuri, e chiede asilo in uno Stato membro, vedrà la propria domanda esaminata secondo una procedura che è accelerata e potrà essere trattenuto in appositi centri, dove potrà poi venire diciamo accolto oppure espulso con maggiore facilità e rapidità. Per parlare per esempio del Bangladesh, nel caso dell'Italia, significa affrontare una parte abbastanza importante diciamo della questione migratoria, perché soprattutto nelle grandi città del nord, ma anche a Roma, insomma, sono presenti comunità bengalesi di ampia portata. Anche i paesi candidati all'adesione all'UE saranno considerati sicuri. Per quanto riguarda gli hub nei paesi terzi,
Le nuove norme consentono agli Stati UE di concludere accordi per l'esame delle domande in loco e quindi non direttamente in Italia, portandoli in Italia con diciamo, quei viaggi che erano stati appunto criticati, ma che erano conseguenti a delle sentenze, insomma. L'ok appunto è arrivato dalla maggioranza sostenuta dal PPE e dalle destre, con la conferma del modello italiano tra esternalizzazione e cooperazione con gli stati di transito per scardinare il business dei trafficanti di uomini. Tutto mentre il Consiglio dei Ministri ha preparato un pacchetto immigrazione anticipato poi dal ministro Piantedosi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza importanti che vi riportiamo. L'approvazione dei 2 regolamenti relativi alla lista e al concetto di paese terzo e sicuro sono un grande successo del governo italiano, che ha saputo con determinazione e convinzione, dice Piantedosi, far valere le proprie posizioni in materia di migrazione in Europa. Secondo il titolare del Viminale, il concetto di paese terzo sicuro introduce criteri più chiari che consentiranno agli Stati di valutare l'inammissibilità, della domanda di asilo qualora il richiedente abbia transitato in un paese terzo sicuro nel quale avrebbe potuto ottenere una protezione effettiva. Finalmente è quella svolta chiesta dall'Italia in maniera di immigrazione. C'è stata una maggioranza di centrodestra, anche questa è una novità importante, nettamente contro il tentativo della sinistra di bloccare questo importante provvedimento a difesa dei confini europei. La dichiarazione è dell'eurodeputata Susanna Ceccardi. Finalmente i richiedenti asilo a cui verrà rigettata la domanda potranno essere rimpatriati subito, non dovremo più attendere, non ci sarà più nel frattempo il provvedimento di sospensiva del procedimento, potranno sostare negli hub in paesi terzi, ad esempio in Albania, in attesa del giudizio definitivo. Un'altra dichiarazione di Anna Maria Cisint, eurodeputata: anche oggi la sinistra, che chiede da sempre maggiore sicurezza, si è distinta per fare il contrario. Ha votato contro questo provvedimento, che è un provvedimento per la sicurezza dei nostri cittadini. Infine, altra eurodeputata, Isabella Tovaglieri, sottolinea anche il risparmio economico. Tutti quei ricorsi ovviamente strumentali che venivano promossi, poiché durante la pendenza del ricorso il rimpatrio era sospeso, erano tutti frutto di un gratuito patrocinio, che però gratuito non era, perché il patrocinio è a carico dello Stato, quindi era pagato di fatto dai cittadini italiani. Oggi, grazie al fatto che la sospensiva non esiste più, ma il rimpatrio è immediato, la mole di tutti i ricorsi calerà drasticamente. Ricorsi che, lo ricordiamo, spesso sono diciamo proposti a questi profughi, spesso da associazioni, ONG o anche diciamo gruppi sindacali, e quindi i tribunali non saranno più ingolfati. Prevedibile l'immediata sollevazione delle ONG, che hanno lanciato un appello per escludere la Tunisia dall'elenco perché è stato autoritario e non sicuro. Però le vacanze vanno a farcele in Tunisia, mi verrebbe da dire. Però le ONG sono molto preoccupate soprattutto per l'integrità di questo pacchetto sicurezza di cui vi parliamo. Riassumiamo, ringrazio anche questa pagina molto chiara che pubblica oggi il giornale. Si va da il divieto, diciamo, l'uso strumentale delle norme sui legami familiari con criteri di maggior rigore rispetto a quelli attuali, quindi meno ricongiungimenti familiari. C'è l'espulsione immediata per gli stranieri condannati per un'ampia casistica di reati che comprende anche la minaccia o la resistenza a pubblico ufficiale o la partecipazione di rivolte nei CPR. Ritorna il concetto, anche se insomma va un po' spiegato, lo spieghiamo, di blocco navale, cioè quella che era stata un po' considerata una boutade tutto sommato del partito della Meloni, oggi potrebbe trovare almeno applicazione effettiva nell'interdizione delle acque, soprattutto per le ONG. Quindi un divieto di ingresso nelle acque italiane, intanto per sospette infiltrazioni terroristiche o in caso di flussi consistenti. Le persone possono essere trasportate in paesi terzi. Ovviamente c'è tutta una casistica e una serie di
verifiche legali, perché di base il blocco navale può configurarsi come un atto di guerra, ma in questo momento si intende qualcos'altro, che non è proprio una vigilanza dei confini, ma è un'interdizione alla navigazione in determinate circostanze. Giustamente il giornale tra l'altro ricorda il precedente del 1997, quando sostanzialmente l'interdizione in mare era stata proposta dal governo Prodi, allora poi ministro, vado a memoria, però ministro dell'interno era Giorgio Napolitano, e in quel momento, tra l'altro, non c'era neanche una chiara procedura. Infatti poi accadde quello speronamento della carretta del mare, vi ricordate, albanese, che provocò la morte di diverse persone, tra l'altro un evento che costò diciamo molto ai responsabili della nave, ma che il governo Prodi non pagò. Insomma, ecco, i giudici si riferirono solo diciamo ai responsabili della fregata da guerra che attuò poi lo speronamento. Vedo che abbiamo una telefonata, la facciamo passare subito. Buongiorno, ciao, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, Lisetta. A lei, prego. Bentornato. Grazie. Allora, io volevo parlare oggi del patto tra Roma e Berlino, Sì, che promette secondo me di cambiare l'Unione Europea. Dovrebbe, mettiamo in condizionale. Allora, dottor Tognini, l'Italia e il nostro governo in questo contesto, dico io, si muovono e ne devono tener conto, anche se, a voler essere obiettivi, molti non se ne rendono conto, sempre secondo me, né della maggioranza e né nell'opposizione. Eppure le novità non mancano. Il nuovo tipo, dico io, di collaborazione che si sta costituendo tra Roma e Berlino. Cioè rientra nelle risposte che secondo me le classi dirigenti europee stanno costruendo per gestire questa fase di confusione nella geopolitica, cioè da imperialismi, dico io sempre, grandi, meno grandi e decisamente piccoli. L'intesa trovata fra Giorgia Meloni e Merz non sono certo un'eccezione. Si tratta, sempre secondo me, della convergenza che l'Europa deve fare un salto di qualità e internazionale complessa, aggiungo anche. Nella fase attuale, dottor Tognini, delle relazioni internazionali, il problema, il cambiamento di ruolo degli USA, la potenza con cui tanto la Germania quanto l'Italia hanno avuto non solo relazioni ma sostegni, dico io sempre, e talora tutele difficili da sottovalutare. Trump, secondo me, è lontano da quella storia, ma ora il potere del presidente mostra più di una crepa nella politica interna statunitense ed è in qualche difficoltà e nel mondo se ne accorgono. E poi aggiungo, Giorgia Meloni deve gestire la presenza italiana in un contesto europeo che fa i conti con tanti ritardi, come messo in rilievo dai rapporti con Draghi. E termino, dottor Tognini, l'opinione pubblica deve dare una mano alla politica per uscire da questo gorgo nell'interesse di tutti. Tutto qua, la saluto e una buona settimana anche a lei. Grazie, buona settimana. È un tema estremamente complesso, quello anche delle alleanze interne ai membri dell'Unione Europea, specialmente ai membri che sono membri fondatori e che hanno per popolazione ovviamente maggior peso poi nel Parlamento europeo. Quindi diciamo la Germania, l'Italia, la Francia e poi a seguire tutti gli altri, quindi la Spagna, la Polonia e via dicendo. È evidente che siamo passati da una fase in cui l'asse che chiamavano anche kern Europa, nocciolo dell'Europa, l'asse Parigi-Berlino si è sfilacciato, soprattutto perché le politiche che quest'asse aveva portato avanti erano anche le politiche soprattutto della Merkel riguardo ovviamente le scelte energetiche che oggi sono state completamente ribaltate, e diciamo che
quel pacchetto di mischia non esiste più, però ricordiamoci che adesso non è che oggi, diciamo, la Germania è diventato il più affidabile e soprattutto il più amichevole degli alleati, restano delle differenze di visione. È vero che l'Italia è stata brava intanto a smarcarsi dal gruppo cosiddetto un po' che chiamano anche dei pigs, cioè dei paesi un po' più che fanno un po' più fatica nell'Unione Europea. Si è proposta come il paese che ha fatto, come si suol dire, i compiti a casa. Ringraziamo soprattutto Giancarlo Giorgetti. Ripeto, nonostante l'Italia ha sempre criticato, noi Lega per primi, un certo tipo di burocrazia imposta dall'Europa, abbiamo respinto giustamente il MES e altre situazioni. L'ideale quindi è stato stare alle regole e, stando alle regole, cominciare a contare di più. Quindi bene che l'Italia si sia proposta come un interlocutore fondamentale anche nei rapporti con gli Stati Uniti, e in questo è stata molto rivalutata. Poi insomma la Meloni ci ha messo del suo come immagine, come donna, sicuramente ha creato alleanze nuove, il suo diciamo ha seguito forse quella che era anche quella diplomazia molto amichevole, molto amicale che aveva inaugurato Silvio Berlusconi, e quindi la Germania che insomma sta vedendo diciamo un po' sgretolarsi la potenza, le sicurezze francesi per via delle crisi, per via dell'immobilismo politico, ha trovato diciamo un altro partner che è quello del nostro paese. Ma detto questo, rimangono delle differenze, rimane un'Unione Europea comunque troppo farraginosa, in cui ve lo dico per esperienza personale, lo sapete che insomma ho passato 8 anni della mia vita a Bruxelles, in cui la Germania la fa da padrona, in cui i funzionari tedeschi insomma portano sempre acqua al loro mulino. Abbiamo parlato recentissimamente per esempio di Mercosur, sapete benissimo che nei trattati commerciali quasi sempre viene sacrificata l'agricoltura, e quindi determinati paesi come Francia, Italia, Grecia, Spagna, nei confronti di un'industria pesante o di un'industria di alto valore aggiunto che quasi sempre è quella tedesca. Personalmente avevo seguito alcuni dossier, per esempio quello con i paesi del sud-est asiatico, con il Vietnam. In quel caso a farla da padroni erano i produttori di pneumatici tedeschi, insomma, ecco. Quindi stiamo attenti, perché poi la Germania ha tanti modi per influenzare le politiche europee, ha anche poi la sua Corte Costituzionale che può intervenire, quindi mi piacerebbe che facesse così anche l'Italia, diciamo, su certe situazioni, perché le cessioni di sovranità, come peraltro dice la nostra Costituzione, dovrebbero essere operate in condizioni di assoluta parità tra i vari paesi, quindi non in altro modo. Comunque è per dire che questo riallineamento, chiamiamolo così, anche favorito dal fatto che a Berlino non c'è più un cancelliere evidentemente socialdemocratico, ma c'è un cancelliere del Partito Popolare, può essere comunque foriero di situazioni interessanti, di un cambio di passo, anche a fronte del fatto che è stata la stessa Germania, tramite, ripeto, cancelliere Merkel, cancelliere Scholz, tramite Ursula von der Leyen, a mettere l'Europa un po' nelle sabbie mobili in cui è attualmente con il Green Deal. E quindi è ovvio che la Germania cerchi nuove modalità, visto che quanto ha fatto fino ad ora non funziona, cerca di fare qualcosa di diverso per uscire da queste secche dove, ripeto, ce le ha portate il Green Deal della baronessa europea, e quindi insomma siamo a questo livello. Quindi un nuovo modo di intendere, un'Italia sicuramente più autorevole, resta molto da fare, molte questioni che diciamo anche per i sovranisti di casa nostra restano scottanti, non sono ancora state affrontate. Ripeto, a Bruxelles c'è una pattuglia interessante di eurodeputati sovranisti. Vediamo che c'è qualche equilibrismo da parte dei conservatori della Meloni, come nel caso del Mercosur o della fiducia alla von der Leyen. Insomma, vedremo come funzionano le cose. Diciamo che
forse il tempo volge al bello, ma insomma ce n'è ancora di strada da fare, insomma stiamo attenti perché voi sapete non siamo sicuramente l'ultima della classe e in questo momento quindi riusciamo a camminare meglio degli altri. Poi parliamoci chiaro, il rapporto Italia-Germania è anche e soprattutto dovuto al fatto che stiamo parlando dei 2 più grandi paesi manifatturieri dell'area, euro e in generale, d'Europa, con 2 economie strettamente interconnesse anche nel settore dell'automotive. Nonostante diciamo, Stellantis, non la consideri più, almeno personalmente, una casa automobilistica italiana per tutto quello che è accaduto, perché ha cambiato ragione sociale, perché paga le tasse all'estero, perché diciamo che la famiglia Elkann ci ha messo del suo e quant'altro, però nel nostro paese resta una parte industriale molto, molto importante, imparagonabile con altri paesi per quanto riguarda tutto il settore dell'automotive. Quindi comunque il settore dell'automotive italiano, che peraltro questo governo ha già provato a incentivare con qualche provvedimento ad hoc, resta molto, molto importante e in questo resta strettamente connesso alla Germania. Infatti il fatto che la Germania comunque non marci esattamente molto bene ha condizionato anche gli ordinativi della nostra industria, anche se adesso sono pare in ripresa. Dall'Europa ci aspettiamo ancora molto e insomma soprattutto il reshoring, cioè il riportare certe produzioni di alto livello e di importanza strategica sul nostro territorio, perché aver delocalizzato e aver globalizzato, diciamo, intanto ha reso più poveri i lavoratori europei, ma poi insomma ci ha reso molto più diciamo più deboli nei confronti poi delle scelte speculative e poi degli attacchi commerciali della Cina e in generale degli altri paesi, dei BRICS, eccetera. Quindi un'economia europea che si è messa nelle secche, come dicevo prima, da sola, insomma. Ecco, questa è un po' la risposta che mi sento di dare. Spero di aver chiarito il senso del mio pensiero. Ovviamente sono disponibile a confrontarmi con eventuali contestazioni. Vedo che siamo in prossimità della prima pausa pubblicitaria, quindi la parola alla regia. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo in onda Radio Libertà, Sic et Non, Open Your Eyes. Aprite gli occhi di fronte alle
notizie della settimana, insomma parlavamo di immigrazione, la svolta del governo, si parla di ricongiungimenti, di blocco navale. Sul tema blocco navale le ONG hanno alzato il tiro, parole durissime, rivoltante, non la rispetteremo, insomma sappiamo che i talebani dell'accoglienza insomma stanno facendo squadra. C'è stata una levata degli scudi da parte di un comunicato firmato da 9 organizzazioni non governative, Alarm Phone, il centralino dei migranti, Emergency, Mediterranea di Casarini e Soci, quelli che insomma al telefono dicevano e dai che così facciamo altri 100.000 euro, eccetera, questi signori qua. Anche se le ONG non vengono mai citate nel disegno di legge, le possibilità del blocco navale è visto come un fumo negli occhi, evidentemente. Mi sembra evidente, insomma. I legali pro migranti di ASGI, quell'associazione degli studi giuridici sull'immigrazione, che oltre agli studi fa politica effettiva, e vi ricordo che è stata finanziata come sempre dalla Open Society, sapete tutti a chi fa riferimento Open Society, hanno lanciato un'arena di confronto su un titolo che è un titolo un po' da ultima spiaggia: il confinamento globale dei migranti come anticamera del totalitarismo. Ecco, forse bisogna ripensare anche a queste logiche per cui il diritto di cittadinanza viene trasformato in un'accoglienza indiscriminata, anche a fronte di persone che non hanno legami con casa nostra. Ecco, vedremo comunque come procederà questo confronto. C'è un'intervista molto interessante con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, esponente del Carroccio mantovano. Dice l'Italia è decisiva sulla linea della fermezza responsabile. Questo provvedimento consentirà di governare in maniera decisa e chiara il fenomeno migratorio. Fa riflettere che in Europa siano arrivati alle conclusioni che la Lega auspica da anni. Non si limita ad applicare il patto, ma diventa l'Italia un attore determinante, dimostrando che la linea della fermezza responsabile sta all'interno del quadro europeo. Un provvedimento che rafforza la credibilità internazionale, questo l'abbiamo detto, e ribadisce che sicurezza, legalità e tutela dei diritti non sono alternative, ma parti della stessa strategia. Continua ricordando il ruolo dell'Unione Europea, che ha superato le rigidità del passato con criteri realistici che distinguono tra chi fugge davvero da guerre e persecuzioni e chi usa il diritto d'asilo in modo strumentale. Se tutto è asilo, voi capite, nulla poi è più asilo. L'opposizione critica il blocco navale come incostituzionale e simbolico, ma Ostellari risponde: qui non siamo davanti ad uno slogan, ma a strumenti di sicurezza nazionale coerenti con il diritto europeo e internazionale, finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale. Forse per loro la vera misura sarebbe non fare nulla e lasciare il controllo del Mediterraneo alle organizzazioni criminali, ma noi non siamo così. Il governo sta affrontando con norme e investimenti adeguati la tutela delle forze dell'ordine e dei cittadini. Il DDL comunque velocizza i procedimenti di espulsione. Cosa cambia per i detenuti stranieri? Lo spiega Ostellari: finalmente, grazie alle battaglie della Lega, verrà data priorità alle decisioni del Tribunale di sorveglianza sull'espulsione, così da renderle più rapide nei confronti dei detenuti straniera, con una pena anche residua fino ai 2 anni, e gli eventuali ricorsi a questi provvedimenti non ne sospenderanno l'esecuzione, che era quello che appunto dicevamo prima. Parliamo di più di 5.000 detenuti che potrebbero essere espulsi senza più contrasti. Si modifica anche il sistema di accoglienza e protezione dei minori. La tutela resterà, ma fino a un'età più bassa, 18 e non più 21, quindi si mantiene la protezione a chi ne ha diritto, con procedure più chiare e rapide anche sull'identificazione, e in caso comunque di condotta contraria alle regole la misura sarà interrotta e il prefetto ne disporrà il rimpatrio. Introdurre regole certe significa proteggere davvero i minori, tutelando chi ne ha diritto effettivo. Ecco, questo è un po' il panorama della situazione migratoria riguardo anche ai paesi sicuri, quindi la parte un po' più interessante, un po' più stringente, ecco, anche perché, ripeto, se vediamo poi i risultati,
abbiamo un pregresso molto molto importante. Un altro articolo interessante della scorsa settimana metteva in luce il fatto che nelle nostre città ci sono 30.000 criminali stranieri, o meglio, esistono 144.000 condannati che sono fuori dal carcere scontando pene alternative in comunità. Di questi, tra virgolette, fantasmi, ben 30.000 sono immigrati. Le cronache sono piene dei loro reati, ma spedirli in galera sembra un'impresa quasi impossibile. Poi c'è tutta una classifica per etnie, insomma, ai primi posti ci sono Marocco, Albania, Romania, Tunisia, Nigeria, Senegal, Egitto, Perù, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sono sicuramente statistiche che vanno osservate con grande interesse, e ovviamente bisogna intervenire. Intervenire non è facile, perché sappiamo benissimo che c'è anche lo zampino di certa magistratura in questo senso, e vediamo per esempio, l'ultima è il discorso legato appunto ai devastatori di Torino. Ci sono stati già i primi fermi e le prime condanne, ma pare che con i protagonisti del sacco di Torino si siano usati solo ed esclusivamente i guanti bianchi. Il titolo dice tutto: i giudici e i picchiatori rossi, fate pure i vostri comodi. Altro che stato di polizia. Per 2 dei 3 fermati dopo la guerriglia, che ha ferito oltre 100 agenti, scusate, è stato disposto l'obbligo di firma. Però, badate bene, aperte le virgolette, compatibilmente con le esigenze personali, chiuse le virgolette, partono i ricorsi contro le scarcerazioni. Insomma, il governo ha varato questo fermo preventivo per impedire ai violenti di partecipare agli scontri, e i giudici varano la firma facoltativa. Quasi che questa visita quotidiana in questura, in caserma, potesse regolarsi in base alle esigenze della persona. Ma allora che obbligo di firma è? Mi verrebbe a chiedere. E se il controllo sui presunti teppisti diventa facoltativo, almeno che ci si risparmiassero la litania dello Stato di polizia, della svolta autoritaria e quant'altro, insomma, ecco. Vale per Askatasuna, ma vale anche per tanti altri casi. Insomma, figli e figliastri, si dice spesso, sono gli stessi giudici che a Torino avevano negato il rinvio di un'udienza ad un imputato che doveva recarsi al funerale del padre. Quindi insomma, non si capisce bene, insomma, da che parte poi muoversi, e diciamo dove andare a parare. Insomma, il chiarimento che avremo anche a livello del referendum di marzo sarà decisivo per capire se si può tornare ad un buonsenso effettivo e ad una magistratura che faccia il proprio dovere, che non abbia interferenze, questo senz'altro, ma che insomma non si sogni di fare battaglie politiche o ideologiche, ma applichi semplicemente, oserei dire pedissequamente, la legge. Insomma, ecco, questo è quello che ci auguriamo tutti. Poi siamo in fase di par condicio, quindi non dirò votate così, votate cosà, però insomma ognuno di noi faccia le proprie riflessioni. C'è una polemica sempre più vasta, perché anche l'Austria chiede le dimissioni di Francesca Albanese, mentre ovviamente la Salis e altri la difendono. Insomma, l'Europa è ormai compatta nel chiedere una riflessione sul ruolo della relatrice ONU per la Palestina. Dopo Francia e Germania, anche l'Austria si è unita al coro di chi chiede che venga rimossa dall'incarico in conseguenza delle sue dichiarazioni. Poi c'era stato anche qualche svista sul curriculum, però ripeto, l'eco delle sue parole, considerando anche il contesto del forum di Al Jazeera, è stato molto ampio, e non si tratta più di una discussione solo interna al nostro paese, perché le voci internazionali si fanno insistenti. Lei si difende, sostiene di non aver mai detto ciò per cui la si accusa, ma il caso chiaramente è esploso, non solo, ripeto, perché ha bollato Israele come nemico dell'umanità, però perché ha diffuso in più occasioni sostanzialmente dei discorsi d'odio
che minano l'imparzialità e gli standard normali, diciamo, richiesti a un rappresentante delle Nazioni Unite. Insomma, l'hanno dichiarato anche gli austriaci dopo che, ripeto, l'aveva fatto Macron, l'avevano fatto altri esponenti dei vari governi. Chi la difende? Ovviamente la difendono i 5 Stelle, la difende AVS, anche perché si dice che l'albanese potrebbe avere un futuro come candidata del centrosinistra, forse proprio di AVS, però questi sono gossip, anche se, insomma, per quanto possono essere abbastanza verosimili, ecco. La comunità internazionale vorrebbe comunque, soprattutto in questo periodo, un dibattito scevro da situazioni diciamo sbilanciate, insomma. Come abbiamo visto già in altre occasioni, l'albanese, come del resto la Salis, hanno piacere evidentemente di esporre le loro idee sempre senza contraddittorio, e questo è quello che noi non vogliamo, e non deve essere, insomma, ecco. Noi non vogliamo censurare nessuno, ma non pretendiamo che ci sia censura preventiva, e pretendiamo comunque che, specialmente su argomenti così importanti, ci sia invece come dire, una visione a 360 gradi, e questo lo può fare solo un dibattito serio e non partigiano, quindi un dibattito che prenda come dovrebbe essere quello del metodo storico e del metodo di chiunque fa politica per costruire e non solo per rappresentare degli interessi, sa, appunto. Proseguiamo, ripeto, vi dicevo Milano e Olimpiadi. Abbiamo visto, così, sondando il web, che ci sono entusiasti e catastrofisti sulle Olimpiadi. C'è un bell'articolo di Avvenire che, insomma, dice che sostanzialmente tra impianti, volontari, trasporti, organizzazione, siamo passati dal non ce la faremo mai al non vorremmo che finisse mai. C'è un apprezzamento dei tifosi stranieri, non solo chiaramente per la cucina italiana, per i servizi messi a disposizione, per il fatto, insomma, si è detto che non ci sono i letti di cartone né a Cortina né a Livigno e quant'altro, ma in generale, ripeto, c'è un ottimismo, insomma, dettato dal fatto che l'Italia è riuscita a mettere in mostra, e soprattutto Milano, il meglio di sé. Non che non ci siano e non esistano ancora i problemi, ma, ripeto, da questo punto di vista, nonostante, ripeto, qualche invidiosa testata estera abbia provato a cambiare idea, però è stata un po' smentita dai fatti. Insomma, forse la cosa più clamorosa è il fatto che ancora qualche mese fa si criticava Salvini per la pista di slittino e di bob di Cortina, che invece è lì presente, e insomma le gare si svolgono, anche gare direi con un buon numero di spettatori. Da questo punto di vista, ripeto, molte sono le cose su cui intervenire, però diciamo un'Olimpiade che senz'altro sarà ricordata dal pubblico, dai turisti stranieri, dagli eventi. Anche il meteo comunque sta dando una mano, e quindi, insomma, faremo tesoro. Poi, ripeto, tutto è criticabile, ma, insomma, siamo lontani dagli eccessi che abbiamo visto anche nel recente passato di alcune manifestazioni olimpiche. Purtroppo l'odio però non si ferma. Sui social abbiamo visto Francesca Lollobrigida, la pronipote della Lollo, grandissima campionessa, grandissima atleta, doppio oro a queste ultime Olimpiadi. Credo che fossero una ventina d'anni che un atleta non faceva 2 ori insieme. Nel pattinaggio di velocità sul ghiaccio ha vinto i 3.000 e i 5.000 metri, e, insomma, ci è rimasta male riguardo ai commenti sostanzialmente all'intervista con il figlio in braccio. Insomma, dispiaciute le critiche. Stiamo parlando di un bambino di 2 anni. Il tutto nasce da polemiche che sono andato personalmente a rivedermi su Twitter.
nel momento in cui dopo questa intervista, insomma, vediamo la Lollobrigida comprensibilmente, insomma, piena di gioia, andare sostanzialmente a prendere il figlio, ad abbracciare il figlio, un figlio che non vede neanche spesso per via degli allenamenti. Ebbene, abbiamo visto, insomma, delle persone con diciamo un femminismo un po' tossico, direi, che diciamo hanno fatto dei commenti molto brutti, insomma. Una ha detto: "Video che per me funziona meglio di una pillola anticoncezionale". L'altra ha detto: "Una cosa doveva fare il padre, tenerlo 5 minuti e farle godere il suo momento". Ma insomma, se questa madre cerca lei di andare incontro al figlio, insomma, mi sembra una cosa più che giusta. Infatti qualcuno l'ha ricordato, vi leggo alcuni commenti: "La campionessa desidera condividere un momento importantissimo della sua carriera con il suo bambino, la persona più importante della vita di una madre, e si incolpa il padre per non averle fatto godere il momento. Ma avete mai gioito della felicità altrui?" O ancora: "Lo shitstorm contro la campionessa olimpica Lollobrigida e il suo bimbo identifica un disagio umano ai limiti dell'aberrazione". Poi magari hanno anche la fatidica bandierina sull'account, vabbè, inutile che vi dica di quale bandierina si tratta. "Viva le mamme", rosiconi. O ancora: "La polemica sul bambino della Lollobrigida credo che sia la più idiota del 2026, senza dover aspettare cosa scriverete fino a dicembre. Vince già, un bimbo che non vede sua madre per quasi 250 giorni l'anno, se la gode mentre lei felicissima lo stringe, nulla di più bello al mondo". Beh, insomma, possiamo essere d'accordo. Altre altri commenti molto, molto interessanti. "Questa vittoria non è solo sportiva, è un manifesto, è dedicata a chi pensa che la maternità sia un binario morto per la carriera e a chi usa la solidarietà femminile solo quando le conviene. Francesca ha vinto come atleta e come donna, dimostrando che il sacrificio di una madre non è un limite, ma il motore di un'impresa straordinaria. A chi ha sprecato tempo a criticarla per un bambino in braccio, continuate pure a scrivere. Lei nel frattempo continua a scrivere la storia". Ecco, noi ci accodiamo a questo commento, che troviamo assolutamente pertinente. Ultimi minuti della nostra trasmissione, un aggiornamento importante su una vicenda che abbiamo seguito, che ho presentato diverse volte, perché stiamo parlando di un importante attivista internazionale per i diritti civili e la pace. Sto parlando di Jimmy Lai, ormai 78enne, l'editore pro democrazia di Hong Kong. Il magnate è stato condannato a Hong Kong per collusione con forze estere e sedizione, ma è chiaro che stiamo parlando di diciamo di scuse, sostanzialmente. La mannaia del Partito Comunista Cinese continua ad abbattersi su Jimmy Lai. Dopo averlo dichiarato colpevole a dicembre di collusione con forze straniere, ieri le autorità di Hong Kong hanno condannato l'imprenditore e attivista pro democrazia a ben 20 anni di carcere. La sentenza è arrivata sulla base della controversa legge per la sicurezza nazionale approvata nel 2020. In particolare, l'accusa avrebbe messo nel mirino gli incontri che Lai ebbe nel mezzo delle proteste pro democrazia del 2019, non so se ricordate, con l'allora vicepresidente statunitense Mike Pence e con l'allora segretario di Stato americano Mike Pompeo. Fu così che l'anno successivo l'imprenditore venne arrestato dalle autorità di Hong Kong, autorità che nel 2021 poi costrinsero alla chiusura la testata storica di Hong Kong, Apple Daily, da cui lo stesso Lai, cattolico, cittadino britannico, era stato il fondatore. Ieri, al momento della sentenza, l'anziano cardinale Joseph Zen, un altro esponente dell'ala pro democrazia di Hong Kong, era seduto al fianco della moglie dell'imprenditore, Teresa. 78enne con problemi di salute, il magnate attivista rischia seriamente di finire la sua vita in carcere. È anche per questo che il figlio Sebastian ha definito straziante la condanna, per poi chiedere a Downing Street di fare di più in sostegno di suo padre. Del resto, già a fine ottobre, in un'intervista rilasciata a un quotidiano italiano, Se non ero la verità, lo stesso Sebastian fu molto chiaro, insomma, parlando delle malattie del padre, comunque affetto da diabete e problemi cardiaci: "La vita di mio padre è in serio pericolo e la sua liberazione è più importante che mai". Non sono tardate fortunatamente alcune reazioni internazionali. L'Alta Corte di Hong Kong ha una conclusione ingiusta, è questo che ha dichiarato
Marco Rubio, quindi segretario di Stato, ministro degli esteri, tanto per essere chiari, americano, in una nota, per poi aggiungere: dopo aver sopportato un processo durato 2 anni e una detenzione in carcere di oltre 5, il signor Lai e la sua famiglia hanno sofferto abbastanza. Gli Stati Uniti esortano le autorità a concedere al signor Lai la libertà vigilata per motivi umanitari. Intervenuto anche il Regno Unito, e critiche alla sentenza sono arrivate dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite Volker Türk. Questo verdetto, ha sostenuto, evidenzia come le disposizioni vaghe ed eccessivamente ampie della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, mi permetto di dire vaga proprio perché doveva essere onnicomprensiva, possano portare a interpretazioni e obbligazioni in violazione degli obblighi internazionali in materia di diritti umani. La sentenza è stata condannata anche a Bruxelles. L'UE deplora la pesante condanna di Jimmy Lai. Diciamo che ha risposto il ministro degli esteri cinese parlando di sostanzialmente di autore, dando la responsabilità a Jimmy Lai di essere l'autore di rivolte non ben definite, e che Hong Kong rispetterebbe lo Stato di diritto. Era lo scorso dicembre, quando proprio Trump aveva chiesto a Xi Jinping di liberare Lai, ma evidentemente le cose non funzionano. Va quindi da sé che con ogni probabilità la durissima pena inflitta all'attivista peggiorerà anche i traballanti rapporti tra Washington e Pechino. Stiamo a vedere, ripeto, seguiamo questa pista, seguiamo questa situazione, perché è estremamente importante. Purtroppo, da quando Hong Kong è ritornata nell'alveo della Repubblica Popolare Cinese, le promesse anche di un duplice status e di rispetto dei diritti umani non hanno avuto seguito, e purtroppo qui in Europa continuiamo a vedere invece governi che in maniera così un po' troppo libera, insomma, passano sopra queste situazioni e, insomma, stringono accordi con la Repubblica Popolare Cinese. Ecco, questo era un tema che comunque dobbiamo e vogliamo affrontare ogni giorno, come quando parliamo dei laogai, come quando parliamo di Tibet, come quando parliamo di persecuzione dei cristiani, ma per esempio anche degli uiguri, perché insomma bisogna ricordare che questo grande protagonista che si affaccia in questo secolo nel mondo economico, ma anche nel mondo internazionale, che è la Cina, insomma, non ha assolutamente risolto quei problemi legati all'autocrazia, legati alla nomenclatura del suo partito comunista, e quindi resta un interlocutore particolarmente problematico per le democrazie occidentali e per chiunque comunque voglia un rapporto tra pari, un rapporto coordinato tra gli stati. Io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato, vi do appuntamento alla prossima settimana, più qualche mia ospitata in qualche altra trasmissione come in quelle del professor Rognoni. Sono sempre a vostra disposizione sui miei social, mi trovate molto semplicemente, e come sempre, ripeto, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata di Sic et Non. Avete ascoltato